L'incendio di ieri è venuto un problema meccanico, ha sbiellato purtroppo e quindi l'olio che c'era all'interno del motore è andato su un prodotto che è il motore e quindi ovviamente ha preso fuoco. È un autobus obsoleto, ovviamente sono quelli che stiamo sostituendo. Questi dunque gli esiti delle prime verifiche effettuate sull'autobus della linea 32 che ha preso fuoco in via Anzano a Cappella Maggiore. MOM, nell'immediatezza dell'accaduto, aveva annunciato di aver avviato un'indagine interna per accertare le cause dell'incendio. Il mezzo era entrato in servizio sulla linea urbana alle 6:45 partendo dal deposito di Vittorio Veneto senza evidenziare anomalie. Dopo un'ora all'improvviso del fumo bianco aveva iniziato ad uscire dalla parte posteriore del bus. In quel momento a bordo del mezzo una ventina di persone, molti di loro studenti, che erano stati fatti immediatamente scendere dall'autista alla sua prima settimana di servizio autonomo, che aveva mantenuto la calma aprendo subito tutte le porte e mettendo in salvo i passeggeri. È un autista nuovo, dalla nostra Academy anche, quindi ha fatto tutto quello che doveva fare e ha messo in sicurezza soprattutto quelli che erano all'interno, questa è la cosa più importante.